Silvia Susanna, Presidente della Conferenza dei Sindaci, in questo momento a fianco dell'emergenza sanitaria che per fortuna sta andando verso una soluzione, c'è invece in pieno corso un'emergenza economica. Come Conferenza dei Sindaci, come vi state muovendo per dare una risposta alle imprese e anche alle famiglie? Già da quando abbiamo iniziato a distribuire i buoni spesa abbiamo capito che è una situazione difficile da affrontare e anche molto importante. Qualche giorno fa in conferenza dei sindaci proprio abbiamo parlato di azioni sinergiche che possono essere messe in atto proprio per cercare di aiutare, ma anche per vedere poi la prospettiva futura. Infatti abbiamo parlato dei progetti, comunque di nuove opere, perché è importante anche quello, cioè è importante per i nostri cittadini capire che una volta usciti dall'emergenza bisogna ricominciare la propria vita, la propria quotidianità, lavorare e soprattutto dare un impulso a questa economia che ha ricevuto uno stop, diciamo che ha dormito per un paio di mesi. C'è tanto da fare e quindi faremo del nostro meglio. Senta, i sindaci possono fino a un certo punto, che cosa chiedete a chi vi sta sopra come livello istituzionale? A chi ci sta sopra di fornirci sicuramente le risorse per far fronte a questo problema. Già i bilanci dei comuni sono difficili da chiudere perché le entrate sono quelle che sono. In questo momento ci sono ad esempio i comuni del litorale che soffriranno l'imposta di soggiorno piuttosto che l'IMU sulle seconde case. Insomma, cominciano ad esserci dei problemi di bilancio non da poco. Quindi è chiaro che chi ci sta sopra deve fornirci gli strumenti che purtroppo finora non si sono ancora visti, a parte i buoni spesa, per poter affrontare questa emergenza, perché se non vengono date le risorse ai comuni che sono in prima linea, cioè che conoscono i bisogni dei cittadini, non si riesce sicuramente a far fronte a questo grande, enorme problema economico che sta arrivando. Un'ultima cosa, lei come sindaco di Musile, tra le varie iniziative che avete messo in campo, ce n'è una, insomma, che siete stati un po' precursori in questo ambito, il prestito d'onore. Di cosa si tratta? Si tratta di un prestito che abbiamo previsto per quelle imprese che non hanno l'immobile in proprietà con un finanziamento, con un leasing, ma che invece hanno fatto ricorso a un contratto di locazione. Questo era un buco, diciamo, nella normativa perché chi ha un finanziamento può chiedere la moratoria, mentre chi ha un contratto di locazione deve sostanzialmente andare a piangere dal proprietario per cercare di avere un posticipo delle rate o una riduzione delle rate stesse. Con il prestito d'onore noi cerchiamo di aiutare le nostre piccole realtà, che è fatta di affitti modesti, ma che comunque in questo momento non si possono pagare perché chi è stato obbligato alla chiusura dell'attività non ha sicuramente i mezzi per farvi fronte. E quindi noi copriamo per i mesi di chiusura fino all'80% dell'importo dell'affitto, poi viene concordato con l'imprenditore o con il libero professionista una restituzione rateale che è in grado di sostenere nel momento in cui potrà riaprire l'attività. Il totale massimo che abbiamo previsto per ciascuna impresa è di 3.000 euro. Chiaro che chi chiede questo prestito d'onore deve dimostrare intanto di avere un contratto valido e quindi registrato, regolare all'Agenzia Entrate, poi di essere stato in regola con il pagamento delle locazioni fino a febbraio e deve dimostrare che la sua attività rientra tra quelle soggette alla chiusura obbligatoria dovuta appunto all'emergenza Covid.